Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e del DASO e dell'assessorato regionale alla salute. Siamo negli studi TV di Collage insieme a dei professionisti, ospiti qualificati e con i quali daremo voce alla buona sanità in Sicilia, dimostrando che in alcuni casi non sarebbe necessario recarsi fuori dalla nostra isola per ricevere delle cure. Nella puntata di oggi discuteremo di oculistica. Sono in studio con me il dottor Antonino Pioppo, benvenuto. Grazie. Direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale civico di Palermo, il dottor Giuseppe Giunchiglia, responsabile del servizio di oculistica della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, benvenuto. Buonasera. Ed è in collegamento il dottor Charles Martorana, direttore di oculistica del San Giovanni di Dio di Agrigento. Benvenuto. Grazie, buon pomeriggio. Dicevamo, ci sono alcuni casi, alcuni dati che dimostrano come in Sicilia ci sia ancora questo fenomeno della mobilità passiva. Come si può combattere, o in realtà portiamo qui casi appunto di buona sanità legati naturalmente alla vostra branca di competenza, quindi secondo la vostra esperienza cosa si fa bene e quindi perché i pazienti che vanno ancora a farsi curare fuori non dovrebbero. Partiamo dal dottor Martorana che è in collegamento. Ma io credo che adesso, in questi anni, non è più necessario andare fuori. In Sicilia praticamente per tutte le malattie oculari si riesce a trovare una cura adeguata, partendo dalla chirurgia vitreoretinica, che in Sicilia si può vantare ad avere alcuni centri di eccellenza assoluta, e poi completando per quanto riguarda la chirurgia corneale e la chirurgia del glaucoma. La Sicilia, insomma, è fornita di strutture che sono in grado di affrontare la quasi totalità delle patologie oculari, e quindi non è assolutamente necessario recarsi fuori per fare questo. Pensate che la Sicilia è la prima regione in Italia ad aver dotato le strutture della Sicilia occidentale di laser fermosecondi per la chirurgia della cataratta, che ci consente di essere proprio all'avanguardia in questo settore. E questo insieme ad altri settori in cui siamo assolutamente a livelli altissimi, come anche la chirurgia corneale. Dottor Pioppo, sulla base della sua esperienza sia come medico o anche nella struttura dove appunto opera, qual è la situazione? Quali sono i casi in cui si lavora bene e non sarebbe necessario appunto che i pazienti andassero fuori? Ma confermando quello che ha già detto il dottore Martorana, in Sicilia siamo in grado di curare tutte le patologie, fanno eccezione delle patologie tumorali dell'occhio, dove in Sicilia l'unico acceleratore di protoni a Catania è fuori uso, quindi siamo costretti gioco forza a mandare i pazienti fuori regione. E l'altro problema è per quanto riguarda la chirurgia del trapianto di cornea. Noi facciamo circa 250 trapianti all'anno a fronte di un fabbisogno di circa 500, quindi sono circa la metà dei pazienti che sono costretti ad andare fuori regione per effettuare questi trapianti, ma c'è un progetto dell'assessorato per cercare di porre fine anche a questa mobilità passiva. Vorrei fare una considerazione per quanto riguarda la mobilità passiva. Non è solo un fatto economico, perché ci sono molti pazienti che non hanno problemi economici, ma a volte hanno dei problemi fisici che rende difficoltosa la cura fuori regione. Per cui è un dovere, un diritto dovere curarsi nella propria regione. E posso dire, credo senza tema di smentita, che oggi la chirurgia siciliana, assieme a quella italiana, non ha niente che invidiare alle altre chirurgie del mondo. Dottor Giunchiglia, anche lei secondo la sua esperienza diretta? Io confermo in pieno quanto precedentemente detto dai miei due colleghi. Devo dire che parte della mobilità passiva è un po' una moda, no? In Sicilia ancora c'è questa sensazione che il miglior modo di curarsi è quello di viaggiare, di andare fuori. Per quanto riguarda la branca che noi rappresentiamo, l'oftalmologia, penso che non ce ne sia assolutamente necessità a livello qualitativo.
Probabilmente snellire le liste d'attesa, questo sicuramente aiuterebbe i pazienti a rimanere in Sicilia. Sicuramente va ampliata la rete divulgativa, informativa, ma una collaborazione tra strutture pubbliche e strutture private convenzionate sicuramente rende il nostro territorio, la nostra regione, ampiamente disponibile per i casi di chirurgia oftalmica, e devo dire a livello qualitativo siamo davvero all'avanguardia. Dottor Martorana, ha sentito un po' quello che abbiamo detto anche qui in studio, cosa possiamo aggiungere? Confermo quello che ha detto appena il dottore Giunchiglia, cioè le liste di attesa in Sicilia non solo sono al di sotto della media nazionale, nel senso che noi abbiamo tempi di attesa che sono mediamente inferiori rispetto al resto delle regioni italiane. Di questo dato ho certezza perché proprio ieri sera ho partecipato alla riunione dei primari di Oculistica d'Italia in cui si è parlato di tempi di attesa nelle varie regioni. Noi abbiamo un tempo di attesa media che si aggira intorno ai 3-4 mesi per un intervento sul segmento anteriore e molto meno per quanto riguarda il segmento posteriore. Questo è un dato che ci pone assolutamente all'avanguardia rispetto alla media nazionale. Bene, questo è sicuramente un dato interessante. Per quanto riguarda altro, cosa si fa? Cioè, comunque si lavora bene in questo campo in Sicilia, a parte naturalmente i limiti del caso che potrebbero essere dettati oggettivamente da un sistema, dall'organizzazione e non quindi da una carenza di professionisti o di strutture adeguate. Dottor Pioppo. Siamo un po' tutti sotto organico. In Sicilia mancano 1500 medici e questo è un dato oggettivo che bisognerà colmare in qualche maniera. Questo è stato un difetto di programmazione perché governare e prevedere non si è previsto per tempo la richiesta di sanità. Faccio un esempio per tutti: la degenerazione maculare legata all'età. Noi, grazie al cielo, grazie alla medicina, viviamo di più. Vivendo di più abbiamo più possibilità di sviluppare queste malattie legate all'età. Una di queste è la maculopatia. Quindi ci sono sempre più pazienti maculopatici che necessitano delle cure e chiaramente il paziente maculopatico non può andare a curarsi a Milano, che necessita un controllo al mese, una puntura al mese fa, ma in continuazione Palermo-Milano, deve avere qui le cure adeguate, come è giusto che sia. E questo comporta che cosa? Un implementamento dell'organico. Vi faccio presente che non è l'intervento di cataratto uguale, il paziente lo saluto, gli ha risolto il problema per la vita. Il paziente maculopatico è un paziente che l'ospedale prende in carico e se lo prende in carico vita naturale durante, quindi i pazienti vanno aumentando via via più e questo comporta che cosa? Un maggior numero di controlli, maggior numero di personale, questo è chiaro. Dottor Giunchiglia. Ma forse io, rappresentando qua l'ospedalità privata, perché la Fondazione Gio comunque è una fondazione privata, potrei dichiarare una criticità che per la verità non è una criticità solo della nostra regione, ma una criticità in campo nazionale, ovvero che oramai i DRG della chirurgia oftalmica sono dei DRG, ricordiamo il DRG è qua il rimborso che la regione dà alle strutture per quella particolare procedura, sono i DRG bassi, per cui per quanto riguarda l'ospedalità privata l'oculistica sta sempre più uscendo dalle case di cure convenzionate e questo sicuramente non aiuta l'abbattimento delle liste d'attesa. Ne abbiamo visto con i nostri ospiti qui in studio, ma anche con uno insomma in collegamento, qual è l'attuale situazione legata appunto a questo campo. Di sicuro ci sono delle cose che si possono migliorare, ma è giusto sottolineare, ovvero anche che è l'obiettivo di questo format, il fatto che ci si possa curare. Abbiamo fatto abbiamo sorvolato a 360 gradi sulla nostra isola per dire cosa si può fare e quali sono naturalmente i limiti per cui certi pazienti devono restare qui, perché anche poi spesso insomma non entriamo nel merito, ma ci sono
tanti aspetti negativi legati poi a cosiddetto turismo sanitario, insomma, a chi poi va via. Grazie quindi a chi è stato con noi qui in studio, al dottor Pioppo, al dottor Giunchiglia e al dottor Martoran in collegamento con noi. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Buon pomeriggio, grazie. E grazie soprattutto a chi ci ha seguito con attenzione anche stavolta.